Non c'è pace. Buongiorno, buongiorno. Piove sul bagnato. Sono le prime parole del petroliere Giancarlo Miotto, 80 anni, subito dopo l'assalto subito nella sua villa lo scorso 15 novembre, quando i malviventi avevano fatto irruzione, sequestrando la sua famiglia e portando via preziosi e denaro. Parole che oggi suonano quanto mai profetiche. Non c'è pace, aveva detto, parlando della rapina, del fallimento della sua azienda ed ora del procedimento penale che lo vede coinvolto, accusato di violenza sessuale dalle sue due colfe filippine. Le due donne, 41 e 36 anni, hanno raccontato di essere state costrette a rapporti sessuali nella villa di Miotto ed avrebbero presentato al momento della denuncia un video. Un filmato che invece, secondo l'ottantenne, dimostrerebbe un rapporto consensuale. L'imprenditore, spiega l'avvocato Enrico Maria Ambrosetti, legale di Miotto, non ha mai disconosciuto i rapporti con le due colf, ma ha sempre ribadito fossero consenzienti. Per il momento Miotto non ha ricevuto nulla riguardo la richiesta di rinvio a giudizio, che potrebbe arrivare però a breve. Sarebbero una decina i casi di violenza denunciati dalle due colf, violenze che sarebbero state portate a termine all'interno della villa dove lavorano, secondo quanto raccontato dall'ottantenne, anche altre dipendenti. Il mio assistito termine legale è sereno da un punto di vista legale e dispiaciuto per quanto sta accadendo. Da un punto di vista risarcitorio è stato raggiunto un accordo tra le parti che a questo punto rinuncerebbero a costituirsi parte civile nell'eventuale processo.